Una sostanza chiamata biochar che è ottenuta con scarti di lavorazione, ma che è in grado di catturare le emissioni degli allevamenti zootecnici. E questo è il progetto che ha sviluppato il Centro Ricerca e Produzione Animali e che ha portato a sintesi appunto alcuni dati interessanti, perché questo prodotto poi viene rimesso nei terreni ed è un ottimo ammendante. Un convegno che porta a sintesi un progetto che si chiama C'è Rimedio. In che cosa consiste questo progetto che è stato portato avanti come capofila dal CRPA? C'è Rimedio è un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i gruppi operativi che ha avuto come obiettivo quello di utilizzare un prodotto innovativo quale il biochar per ridurre le emissioni dai liquami suinicoli e specialmente dalla fase di stoccaggio dei liquami suinicoli. Sono state indagate diverse tesi e diverse tipologie di trattamento che utilizzano il biochar per ridurre le emissioni sia ammoniacali che anche quelle di gas a effetto serra dai liquami, e inoltre si è poi provveduto a fare delle elaborazioni e delle indagini sulle caratteristiche arricchite del biochar dopo essere entrato in contatto con i liquami, affinché fosse valorizzato a livello agronomico, in quanto il biochar è considerato un ammendante ricco di carbonio che potrà in futuro svolgere un ruolo importante quale quello di divenire un sequestratore di carbonio e di conseguenza di CO2 all'interno dei terreni. Simone Pedrazzi del Unimore. Allora, si parla tanto di biochar, ma esattamente in che cosa consiste? Il biochar può essere paragonato alla carbonella vegetale, quindi molto molto simile dalla vista alla carbonella, quello che usiamo per fare il barbecue, ma in realtà deriva da un sottoprodotto, quindi diciamo uno scarto della produzione di energia da fonti rinnovabili. Quindi quando produciamo biochar stiamo producendo energia da residui forestali, agricoli e così via. La cosa interessante del biochar è che si comporta come un carbone quasi attivo, ha delle caratteristiche molto simili a quello, quindi ha tutte quelle proprietà di porosità, assorbimento, scambio cationico, che sono tutte proprietà molto molto interessanti dal punto di vista agronomico. Applicare il biochar come ammendante in agricoltura si può già fare, già normato e tutto. Quello che abbiamo cercato di fare in questo progetto, cercato di dimostrare è che si possono avere ulteriori vantaggi nell'utilizzarlo come assorbente di tutte le emissioni ammoniacali, soprattutto degli allevamenti suinicoli, e quindi creare un super fertilizzante, perché questo biochar assorbe i nutrienti e poi una volta rilasciati, messo nel terreno, li rilascia e permette la fertilizzazione maggiore delle culture. Ma la cosa ancora più interessante del biochar è che il carbonio contenuto nel biochar è carbonio di origine atmosferica, quindi è CO2 atmosferica, e quindi quando facciamo questa pratica agronomica, ancora di più se lo trattiamo prima biologicamente, poi lo usiamo come ammendante, stiamo pompando CO2 dell'atmosfera al terreno in maniera stabile per centinaia di anni, quindi stiamo invertendo le emissioni di CO2 e cerchiamo in questo modo di invertire i cambiamenti climatici. Guido Zama, presidente del Gran Suino Padano, una situazione regionale insomma, che ha una consistenza suinicola importante. A livello regionale si sta ragionando e sviluppando il nuovo piano aria e quindi tentando di ridurre le emissioni in atmosfera. Quindi questo progetto si innesta in questo contesto? Sì, è il motivo per cui l'organizzazione interprofessionale del Gran Suino Italiano ha
si è fatto promotore come partner di questo progetto proprio per cercare di trovare una soluzione a quello che è un problema delle emissioni in atmosfera che molte volte viene posto in capo agli allevamenti suinicoli. Per questo abbiamo cercato di coordinare un gruppo di persone qualificate come il CRPA, come l'Unimore, che hanno elaborato l'utilizzo di questo biochar in modo da renderlo un prodotto che avesse una funzione non solo di riduzione dell'impatto delle emissioni in atmosfera, ma anche poi di valorizzazione come ammendante nel terreno, e l'hanno poi testato all'interno di un'azienda agricola, Nevi, che ha accettato di essere parte di questo sistema proprio per portare oggi all'attenzione di tutti un po' il valore aggiunto che si viene a generare. Noi speriamo che questo percorso sia un punto di riferimento e che possa aiutare sia gli allevatori ma anche la regione a capire che la ricerca e l'innovazione sono quelli che possono permetterci di affrontare le problematiche ambientali che sempre più sono presenti nel settore. Presidente, a proposito di problematiche ambientali, c'è in atto una emergenza che è quella della peste suina. Com'è la situazione tutt'oggi? La situazione è critica, nel senso che purtroppo si stanno sempre dalla Lombardia allargando una serie di casi. È ovvio che c'è tutto un problema di investimento negli allevamenti per creare una biosicurezza rafforzata, ma c'è tutto un problema di gestione della movimentazione degli animali, e quindi noi abbiamo sempre invitato tutti gli operatori della filiera a porre la massima attenzione su quello che fanno e su come lo fanno, dall'allevamento ai trasportatori ai macelli, perché l'unico modo per cercare di contenere è quello di evitare gestioni molto superficiali che poi generano impatti negativi su tutti. Con Arianna Pignagnoli parliamo dei risultati di questo progetto, ricercatrice del CRPA. Quali sono le conclusioni che si possono trarre a seguito di questa iniziativa? Allora, l'applicazione del biochar ha portato come risultati nel progetto la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra dalla fase di stoccaggio del liquame. In particolare però il biochar è risultato sostenibile nel momento in cui viene applicato in campo, grazie alla sua capacità di sequestrare la CO2 atmosferica nel terreno e ridurre così le emissioni di gas serra dalla produzione del liquame, dalla fase di spandimento del liquame. Questo sarà un modello riproponibile quindi su quelli che sono gli allevamenti nella nostra regione, non solo? Allora, i risultati di questo progetto hanno dimostrato che la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca è reale. Tuttavia però ad oggi ancora si pensa che non ci siano le economie di scala e le tecnologie tali da permettere l'applicazione di queste tecnologie proprio a scala reale in campo. Quindi c'è ancora qualcosina da fare. Un po' da lavorare, un po' da lavorare nell'ambito sia della ricerca che a livello industriale. Regione Emilia-Romagna ha investito molto in questo campo. Quali sono i progetti che ha messo appunto in atto negli ultimi anni? Allora, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della misura 16 che finanzia i gruppi operativi, ha realizzato due bandi, uno nel 2017 e uno nel 2020, riguardante la tematica della Focus Area 5D, che è la Focus Area dedicata alla riduzione delle emissioni in zootecnia. Sono progetti che hanno una certa interazione tra di loro, perché quelli della seconda tornata del 2020 per lo più sono prosecuzioni delle attività già svolte, quindi un'integrazione, un arricchimento delle conoscenze,
e stiamo poi predisponendo con le regole della nuova PAC un nuovo bando per l'intervento SRG01 che riguarda sempre i gruppi operativi, e all'interno di questo bando sono già contemplate le tematiche che riguardano sempre la riduzione delle emissioni, proprio perché è un tema trasversale molto importante in questa epoca di problemi di cambiamenti climatici.